Innanzitutto un saluto doveroso alle autorità civili. Mi trovo in queste occasioni che per me sono un orgoglio, l'emozione di quanto vissuto pervade per un attimo e poi mi riprendo velocemente. Devo dire anche come alpino, sono coordinatore dei 3 gruppi alpini di Zara, Pola e Fiume che esistono da oltre 90 anni, quindi parliamo di Italia vera, fanno parte della sezione di Venezia e come consigliere nazionale porto anche il saluto dell'Associazione Nazionale Alpini, del nostro presidente, nato a Zara, da una famiglia benestante. Mio papà aveva un lavoro importante e ho qualche anno, perché ho 72 anni, però qualcuno potrebbe dirmi: ma come? È vero che hai qualche anno, ma sei troppo giovane? No, per un semplice motivo. Quando al Trattato di Parigi fu sancito la nostra morte, venne scritto che si poteva esercitare un diritto di opzione. Cosa significava? Decido di mantenere la cittadinanza italiana abbandonando i beni immobili e immobili. Diversamente aderisco allo Stato jugoslavo. Non era così. Non era così perché è vero che venivano compilati questi moduli, che però potevano essere rigettati dal capo politico della zona o della città. E questo accadde ai miei genitori. Come dicevo, mio padre aveva una posizione importante, per 10 anni, quasi 10 anni, quasi tutte le notti era prelevato dalla polizia segreta jugoslava, l'OSNA, per chi la conosce, e veniva interrogato e si cercava di fargli un lavaggio del cervello per convincerlo a rimanere e diventare cittadino jugoslavo. Ma l'amor patrio, il voler essere italiani a tutti i costi, per quasi 10 anni gli ha fatto dire no. Ecco perché sono nato anch'io nel frattempo. Quando ormai quasi le speranze stavano finendo, gli è stato detto: beh, abbiamo capito che sei veramente una testa dura e quindi vai. Il nostro esodo, come quello di altri 350.000 italiani, consisteva in una valigia per ogni adulto del peso complessivo di 15 kg. Quindi potete capire, le valigie di una volta forse ne pesavano 8-9 da sole, forse c'era qualche indumento per me, non lo so. E quindi lasciamo Zara accompagnati fino alla frontiera, alla dogana di Trieste, dalla polizia politica, come fossimo dei criminali. E da lì ci mandano al centro smistamento profughi. Noi siamo esuli, non siamo profughi. Noi abbiamo abbandonato tutto per l'Italia. Cosa significava? Significava andare da lì in uno dei 107 campi profughi sparsi per l'Italia. E mio papà voleva stare al nord perché lui, volontario negli Alpini, a 17 anni e 15 giorni alla scuola sottufficiale di Torino, che poi è cominciata la guerra, eccetera, è tornato a casa 7 anni dopo. E voleva rimanere nel nord perché aveva visto che c'era più possibilità di rifarsi una vita, finché si è liberata una caserma, una ex caserma adibita a campo profughi in provincia di Brescia, e allora ha detto: andiamo lì. E lì è ricominciata
la ricostruzione della nostra vita. 6 anni e mezzo di campo profughi. 6 anni e mezzo dove purtroppo, devo dire purtroppo, chi governava allora ci ha voltato le spalle, perché non ci ha dato nessun tipo di aiuto. Ma noi siamo caparbi e dentro di noi c'era questo sentimento d'Italia. E quando non c'era da mangiare, mio papà diceva: pensa che l'abbiamo fatto per l'Italia, domani ci sarà. Grazie.